Stiamo salendo le scale per raggiungere la statua del Gattamelata, stiamo salendo i ponteggi che sono stati posizionati qualche mese fa per iniziare la valutazione sullo stato di salute del monumento equestre. I segni del tempo, dell'inquinamento, degli agenti atmosferici non hanno coperto né bellezza né perfezione. Ecco il Gattamelata, il condottiero medievale ritratto da Donatello, plasmato nel bronzo per realizzare una statua voluta dalla moglie. Il monumento equestre realizzato da Donatello è formato da due elementi, il cavallo e la statua del Gattamelata, oltre che agli elementi di decorazione. Prima di oggi venne visto così da vicino solo nel 1990. Oggi per la prima volta gli esperti della commissione tecnico-scientifica sono saliti sui ponteggi che avvolgono la statua e che consentiranno di effettuare tutte le analisi per valutare lo stato di salute di uno dei simboli della città di Padova. Oggi cominciano gli esami, il check-up dello stato di salute di questo grandioso monumento, e saranno poi gli scienziati, i tecnici a dirci veramente come stanno le cose e anche a vedere quali possono essere i passi successivi. Prima di conoscere il responso dell'indagine voluta dalla Delegazione Pontificia per la Basilica del Santo, ci vorranno mesi e lunghe analisi fatte con sistemi di rilevazione all'avanguardia. Dopodiché si deciderà del futuro del monumento equestre, che potrebbe essere trasferito in una sede museale e all'esterno verrebbe invece posizionata una copia identica, ipotesi che aveva creato non poche polemiche in passato. Il primo a dirsi contrario allo spostamento del Gattamelata era stato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Lo dice anche un protocollo che nel nostro paese è diventato, direi, storico, cioè una conservazione nel luogo dove l'opera, soprattutto se ha un risvolto pubblico come questo, dove l'opera è nata. Il restauro serve a questo, è l'ultimo atto, diciamo, di un intervento, di un processo conservativo. In mezzo ci sta anche la manutenzione. A salire sul Gattamelata oggi anche il sovrintendente Fabrizio Magani, che fa parte della commissione, insieme a due esperti dell'Università di Firenze, la professoressa Valenzano dell'Ateneo Patavina e un incaricato della delegazione pontificia. Lo studio potrebbe aprire anche la possibilità alle visite al ponteggio anche da parte dei padovani. Sarebbe molto bello, dobbiamo verificare le condizioni di fattibilità in termini di sicurezza, però indubbiamente per i padovani si potrebbe anche già operare con una telecamera, creare un sito ad hoc